Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti con questo qui, uno dei pochi superstiti. Ormai sono morti tutti. Allora, dobbiamo raggiungere il faro, se non ricordo male. Sì, raggiungi il faro, esatto. Allora, andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Dobbiamo andare per di lì. Mi sa di sì, beh. Guardiamoci qua intorno che non ci sia qualcosa. No, solo un riflesso. Guardiamo bene intorno che non ci sia qualcosa. Si può andare qui? Certo che si può. Cosa c'è in cima qua? Niente. Una bene amata minchia non c'è qua in cima. E allora si ritorna giù. Qua si fa. Beh, senza andare là a attraversare, fare. Andiamo per di qui. Abbiamo fatto la strada un po' più lunga, ma almeno non abbiamo fatto la storia dell'equilibrio. Vediamo se qui dietro c'è qualcosa. No, abbiamo solo fatto il giro. Va bene. Allora, esamina. Eh. Abbiamo fatto male i conti. mm, Allora. mm, Dove dobbiamo andare? Punto di domanda. Bella domanda. Proprio una bella domanda. Vediamo. Allora, ritorniamo su. Mi pare che là si possa andare. Sì, esatto. Là. Saltino, bravissimo. Ah, semplicemente si va per di qua, va bene. Penso. E quello là chi è? Ah, siamo sempre noi. Allora. Qua dietro c'è qualcosa. No, si deve andare per di là, mi sa. Infatti per di qua non ci lascia. Qua è chiuso. Allora si va per di là per forza. Sì, per di qui. Wow. Insomma, wow. Vediamo se c'è qualcosa imboscato in giro, magari una moneta. Dico io, che ci sia una moneta qui in giro, eh. Non vedo brillare nulla, però. Ecco, no. Esamina. Ah, il biglietto. Cos'è il quarto che troviamo, mi sembra? Ah, il quarto, esatto. Mi sa che è l'unica cosa che c'è da guardare qui in giro. Questa qui sarà chiusa. No, apri. No, è chiusa. Però si può andare dentro quella mano Proviamo volendo. a salire allora. Qua c'erano delle scale che ho visto. Eccole qua. Saliamo. Dai, su. Dai caro, dai, su. Andalusia, dai. Di là non si... No, si può andare invece. E di qua che non si può andare. Dai, dai che ce la fa. Dai, scommettiamo che in mezzo si crepa. Quella fortuna che abbiamo. No, invece no.
e dentro non si vede un cazzo. Allora, qui c'è qualcosa? No. Là c'è una cosa che lampeggia e anche qui. Esamina. Niente. Mi sa che qua si apre con l'altro che è morto. Va bene. Un'altra premonizione? C'è. Lo spazio. Ma chissà cosa vorrà dire. Ma dove dobbiamo andare, scusa? Cioè, ci mi hai fatto arrivare qui, ma qua è chiuso. Qui è chiuso. Esamina, ma non possiamo. È chiuso, ma non possiamo più fare niente qua, mi sa. Boh, proviamo a ritornare fuori un attimo. Non è che ci siano tante soluzioni, voglio dire. Continuiamo a salire, ma non si può andare da nessuna parte. Si può fare un saltino qua? Sì. Ah, spingi. Ma dove la portiamo questa, scusa? Fammi capire. Forse sopra qua. Può essere? Boh. Eh, proviamo. Sto andando un po' intuito, ve lo dico. Lascia, proviamo. Proviamo a salire, vediamo. Ecco che va giù perché è un rincoglionito. Ah sì, ecco, c'è il buco, si va dentro, bene. Che cos'è questa puzza? Si può sbloccare la porta? No. Non si vede un cazzo. Allora, qui ci sono no, non sono biliardi, sono tavoli da obitorio. Io ho visto una cosa che lampeggiava, è quella lì. Si possono aprire questi? Per capire se ci sono cadaveri dentro. No, niente. Esamina. Dove hai la testa? Scoperti due cadaveri con le teste scambiate. Macabro ritrovamento di un magazzino abbandonato in periferia di Dalton, Georgia. Si ritiene che le vittime siano destinate a aggiungersi alla lista di omicidi del cosiddetto killer creativo.
Oltre dei corpi, l'agente Monday dell'FBI avrebbe rinvenuto numerosi pezzi di altri cadaveri appartenenti con ogni probabilità alle precedenti vittime Monday. Alle precedenti vittime. Monday ha descritto i macabri animatroni presenti sul luogo come opera di uno psicopatico, dichiarando che si tratta di un insulto all'umanità delle vittime. Sono in corso analisi del DNA volte a confermare l'appartenenza delle varie parti del corpo rinvenute. Eh, creativo, sì, dai, la parola è giusta. Dai, nasconditi, eh. Arriva il nostro, eccolo lì, il nostro amicone. Cosa sta guardando il nostro amico? Merda. Piano. Oh, vediamo se ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Speriamo sia l'unica volta. Più di una volta è successo che l'ho sbagliata, sta parte qui. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. Ma perché chiudi, testa di cazzo? Lasci aperto o no? Paura che scappi il morto. Quella lì è quella. Perché noi siamo arrivati da di là. Esamina. Ah, la famosa statua di prima. Oh mio Dio. Vabbè. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Non credo molto. Questo si sposta, va bene. Dove va messo però? Sì, ma sti impigli in un niente non è colpa mia. Ah, non si possono fare le scale, va bene. Allora, prendiamo e lo portiamo là. Lascia, molto bene. Su e su. Là si può andare? Sì. Altri cadaveri. Aspetta un attimo, qual è la strada principale? Questa o quella? Ah, qua ritorniamo dove era prima, semplicemente. Esatto.
Ah, c'è solo una moneta, perfetto. No, Harrison e Lewis. no, non è una moneta, è un anello. Riesco a fare la foto? No, non mi lascia fare le foto. Però così sì. Ma no, rimbambito. Qua si vedono bene. Può essere che ci sia una cosa che lampeggia. Mi sembrava aver visto qualcosa lampeggiare. Ah, la porta. Qua mi sa. Si può saltare oltre? Sì. Ah, questo si spinge. Ha sbloccato qualcosa col suo dolce e leggero peso. Esamina. Ah, A tutte le unità, massima allerta. Un individuo di sesso maschile è sospettato di essere killer in borghese. Agente speciale dell'FBI Hector Monday. Potenzialmente armato e pericoloso. Centrale, qui è l'agente Martinez. Ho trovato l'auto di Monday. Chiedo rinforzi. Agente Martinez, la tua posizione? Un magazzino di Park Avenue. Fulton River. Sembra abbandonato. Agente Martinez, rinforzi in arrivo. Mantieni la posizione. Ok. Merda. Mi ha visto. Agente Martinez, mantieni la posizione. Cazzo! Abbiamo un problema. Centrale, l'edificio in fiamme. C'è fuoco in arrivo. È ancora dentro. Ricevete, è ancora dentro. allora il nostro agente dovrebbe essere andato fuori di testa. Esamina. Non è dove eravamo prima lì, o sbaglio? Che abbiamo fatto il giro? Allora, ma qua si può andare? No. Allora noi dobbiamo andare. Ma dove cazzo sono andate le scale, scusa? Ah, è quelle là. Oh. Non so come, Speriamo ma che regga. sì, non mi sembra messe molto molto bene in effetti. Piano. Ah no. Sono grosse, ma con tutte le umidità lì, non so quanto buone siano. Scusa, ne hai due, perché ne usi una? Hai due tavole che potevi spartire il peso. Va bene. Quando che non si gintoe. Sempre sta. Ah, la nostra amica.
della serie Duri a morire, rieccoci qui. Allora, vediamo la nostra amica. Allontanati di me, esplora il bosco. Accendiamo la nostra luce. Qua si può saltare oltre. Mi sa che questa qui è la strada principale. Allora andiamo a esplorare un po' più in qua, magari troviamo qualcosa. Esempio, cos'è che abbiamo trovato? Ah, una monetina, bene bene bene. Un'altra da aggiungere al repertorio che non sappiamo. Qua si può andare su, sì. Ah, mi sa che ma scusa un attimo. Boh, vabbè, proviamo. Ah, cosa abbiamo trovato qui? Un tesserino di Francis Morello. Francis Morello. Assomiglia un po' al signor Diumè, o sbaglio? Qui c'era esami. Ah, inferno. Grazie per il giorno. Vabbè, qui c'era solo questo allora. Immagino. Salta giù, bravissima. Qua si può saltare oltre? Sì, bravissima. Pensavo che fuori sarebbe stato più semplice. Un attimo di pazienza, ragazzina. Noi siamo arrivati da di qua, giusto? Mi sembra. Mi sembra di ricordare. No, dobbiamo andare là per forza. Qua si può andare sotto, sì. Qua non siamo ancora andati. Mi sa che è proprio lì che dobbiamo andare, infatti. Un'altra moneta? Un'altra moneta. Che ne vale quante? 74? 74. Dai cara, dai. Vediamo se c'è qualcosa qui dietro. No, non c'è niente qua dietro. Niente di niente. Qua possiamo arrampicarci? No. C'è solo questa porta. Diavolo. Ma è marcia, dargli una botta dentro.
Mi tocca spiegarvi sempre tutto e... Qua non possiamo arrampicarci. Qua? No, neanche qui. Allora, cosa facciamo, scusa? No. Mm? Ah, le chiavi. Oh, Ok, va bene. Cosa ci facessero lì non lo so, però va bene, non importa. porca merda. Gli hanno mozzato una mano. Ma cosa devo fare, scusa? Cioè, io non ho capito cosa devo fare qui, sinceramente. Cosa devo guardare? Cioè, non ho capito cosa devo fare. Ah, si è liberata questa... No, si è liberato niente. Sotto non si può andare. Non lo so, non capisco. Non capisco. Indaga nella fattoria. No, proprio non mi lascia. Allora, torniamo indietro allora. Proviamo a navigare da qualche altra parte. E lì non mi segnava più niente, c'era sto cadavere rasato senza la mano, va bene. Lì c'è il molo. Esamina. Un pezzo di stoffa. Lì è dove eravamo prima o sbaglio? Sì, dove abbiamo visto il portafogli. Saltiamo di qua. È tutto chiuso. Qua mi sta sfuggendo qualcosa che non vedo.
Sicuro. Qua sopra non ci sono mai stato. E non si va da nessuna parte. Qua si striscia. Ma non potevamo fare anche a meno perché tanto abbiamo fatto il giro. Non capisco. Non capisco e non capisco. Cioè qui continuo a girare intorno ma non capisco dove devo andare. Ma... Ma si può andare per di qui? No, troppo alto. Non capisco, non capisco e non capisco. Forse dobbiamo andare qui? Dico io, a sto punto. Anzi, vabbè. Ah, Conny. Ah, ha cambiato l'attrezzo da un coltello, siamo passati a Ok, un sta buono. macete. Non ti farò male. No, no, non voglio far del male al cane. No, ai cani non si fa mai niente. No. No! Aia! Cosa? Dove scappi? Però il cane l'abbiamo salvato, l'importante è quello. Questo qua è classico. Eh?
Accendiamo un po' la luce. Allora, signori, io mi fermo qui, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere in modo da far crescere a me, serie e canale. A voi non costa nulla, a me dà un grande supporto. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione, al prossimo episodio da Joker Gaming.